E da mi tremo commente su venu, quando peso e descorro in costa vada. Suoni gutturali, timbri particolari, versi dialettali che raccontano storie antiche e presenti. 4 voci che si uniscono e intonano un canto unico, il canto a tenore sardo. Il tenore è composto da 4 cantori, ognuno dei quali ricopre un ruolo differente, con delle voci distinte, tutte quante vanno a unirsi. Zabocche su basso, sa contra e same su vocche. Zabocche, la voce principale, l'unica che canta il testo poetico. E da mi tremo commente su venu, quando peso e discorro in costa vada. Su basso. Sa contra. Same su vocche. E da mi tremo commente su venu, quando peso e discorro in costa vada. Il solista canta i versi e gli altri 3 rispondono ad un certo punto, quando il solista ti dà l'entrata. Canno tu es notte se scorcada, in suave dolcissimo riposo. Quando tu la notte sei a letto, in suave dolcissimo riposo, nella porta, nella tua porta, un canto armonioso ti ripete che forte sei amata. La voce solista canta versi della tradizione poetica sarda che conosce a memoria. Le altre voci lo accompagnano emettendo solo sillabe. Avevo non più di 5 anni quando mio padre mi portò a quelli che noi chiamiamo zarrebotas. Zarrebotas sono dei pranzi comunitari con tanta gente e io ricordo che stavamo giocando a pallone con degli amichetti e venni attirato da questo suono bellissimo. Mi avvicinai e vidi che c'erano un gruppo di pastori che erano tutti abbracciati e entrai in mezzo a questi pastori. Ricordo che mi sembravano enormi, grandissimi, perché ero piccolino io. E vidi delle persone con le mani nelle orecchie che cantavano, facevano questo suono che mi è entrato, mi sta uscendo la pelle d'oca a ricordarmelo, che mi è entrato subito nel cuore perché la prima volta che lo sentivo in maniera così vicina, e ricordo i loro sguardi abbassati con le mani nelle orecchie che mi guardavano e sorridevano. E sono proprio queste rebottas le occasioni conviviali per riunire i vari gruppi con le loro esibizioni. Ogni cantore esegue il canto secondo lo stile della sua comunità. Il canto a tenore ha un fortissimo valore identitario. Il canto a tenore oggi è praticato in circa 60 comunità del centro-nord della Sardegna. 60 comunità significa 60 modalità di canto diverse.